Dalle prime luci dell'alba a Genova è in corso una vasta operazione antimafia condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia coadiuvata dai centri operativi della DIA di Palermo, Milano, Torino e dalla sezione operativa di Agrigento. La DIA sta seguendo misure cautelari in carcere emesse dal GIP del capoluogo su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo nei confronti di 6 indagati accusati a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illecita di armi ed estorsione. In corso anche il sequestro preventivo di un terreno a Palermo, perquisiti personali e domiciliari nei confronti di ulteriori indagati. L'operazione, denominata Gigante, nasce da approfondimenti antimafia eseguiti dalla DIA di Genova nei confronti di alcune società della logistica, dai quali è emerso il rischio di infiltrazione mafiosa attraverso alcuni esponenti del mandamento Tommaso Natale di Palermo, motivo per cui le società sono state colpite da alcune interdittive. Le indagini hanno portato alla scoperta di 4 pistole, 500 proiettili occultati in un container in uso alla società di trasporti e nella disponibilità dell'imprenditore, che è accusato di aver costituito un gruppo organizzato dedito al traffico internazionale di cocaina in Sud America. È stato infine contestato all'imprenditore il reato di estorsione, poiché, forte della sua disponibilità di armi, minacciava di morte una persona costringendola a non vendere un immobile nelle zone di Genova, nella disponibilità di quest'ultima e anzi a sottoscrivere un contratto di comodato d'uso in suo favore al fine di adibirlo a bed and breakfast, dal quale l'indagato avrebbe tratto guadagni esclusivi. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Genova Marassi e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.